Un fronte politico trasversale di centrodestra si è presentato compatto e coeso a Padova lo scorso venerdì 13 ottobre per sostenere le ragioni del sì al prossimo referendum consultivo del 22 ottobre. Nella sede della Fornace Carotta di via Siracusa 61, l'onorevole Giancarlo Giorgetti, vice segretario della Lega Nord, l'assessore regionale Elena Donazzan di Forza Italia e il deputato di Area Popolare Domenico Menorello hanno incontrato circa 400 persone provenienti da tutto il Veneto per approfondire il tema referendario. Per la parte tecnica sono stati invitati al tavolo l'avvocato Ivon Cacciavillani, giurista e storico veneto, e il professor Ferruccio Bresolin, economista dell'Università Ca' Foscari di Venezia. Oltre a loro, in sala anche Stefano Parisi, leader nazionale di Energia per l'Italia, movimento all'interno del quale è nato il Comitato Veneto Energia per il Sì, organizzatore dell'evento. Pensiamo che il referendum sull'autonomia è importante se riesce a dare un segnale chiaro alla politica che l'autonomia è la strada di tutti i territori. Sappiamo che questo non è un referendum che avrà un effetto concreto immediato, perché è un referendum consultivo, cioè si chiede il parere dei veneti sull'autonomia. L'autonomia però deve servire non tanto a portare i soldi dei veneti dal governo di Gentiloni al governo della regione, ma è necessario invece l'autonomia per fare in modo che il governo regionale sia responsabilizzato nell'abbassare le tasse, nel ridurre il peso della burocrazia, per lasciare i soldi nelle tasche dei veneti e nelle imprese venete. Oggi troppe tasse paghiamo e quello di cui noi abbiamo bisogno è più infrastrutture e meno tasse. Maggiore autonomia è semplicemente rivendicare che territori simili devono essere trattati similarmente e vuol dire anche dimostrare che il buon governo che abbiamo finora utilizzato con il controllo della spesa, con il minor numero di dipendenti pubblici per 1000 abitanti, faccio un numero, il Veneto ne ha 46 per 1000 abitanti, la provincia autonoma di Bolzano ne ha 77. Ebbene, pensate che cosa sarebbe con maggiore autonomia avere più risorse governando sempre meglio il territorio. Lo Stato non deve soffocare l'economia, lo Stato deve liberare l'economia, liberare le energie positive che il Veneto ha.